come l'impressione che la mia presenza sia superflua. Comunque, ancora una volta grazie a Nanni Moretti per essere qui con noi. Se questa per me non è superflua. Non è superflua, hai ragione. Questa contiene due cose, te la do subito così poi ti lascio raccontare tutto. È la borsa di Cinema Zero, La vita è un film, il nostro slogan che forse assume ancora più significato e più forza con questo film e in momenti come questi. E poi c'è anche la nostra Cinema Zero Card, un po' il segno di appartenenza alla grande comunità di Cinema Zero a cui tu fai parte da un sacco di tempo. Quindi grazie ancora per aver accettato il nostro invito e per essere qui oggi. Grazie. Beh, insomma, abbiamo pressappoco la stessa età, è del 78 Cinema Zero, no? È l'anno di Ecce Bombo. E grazie di essere qui. Io vorrei partire proprio da questo finale. Qualche foto, un filmatino di 20 secondi, sì, non proprio tutta la chiacchierata, non vorrei essere spedito in 190 paesi. 190. Ecco, no, partirei da questo finale perché allora girare a Via dei Fori Imperiali tra il Colosseo e Piazza Venezia non è la cosa più semplice da fare a Roma, però insomma ho girato questa che è a metà tra una manifestazione politica e una parata dei circensi, 2 giorni, centinaia di comparse in costume, anni 50, 4 elefanti, eccetera. E noi in sceneggiatura, parlo noi non perché io mi dia del noi, ma perché l'ho scritto insieme a 3 sceneggiatrici, avevamo scritto, e così ho girato, tra le persone vestiti anche loro anni 50, c'è Emma, la figlia di Giovanni e Paola, c'è il suo ambasciatore polacco e il produttore francese. E così ho girato quei 2 giorni. E poi sono andato in Moviola, io la chiamo ancora Moviola, che era un bestione di ferro pesantissimo, ingombrantissimo, ora in realtà è un tavolo con qualche computer e monitor. Sono andato in Moviola e ho detto sì, bene, ci sono Emma, l'ambasciatore polacco, e Pierre, il produttore francese, però sarebbe bello se tornassero tutti i personaggi del film, la mia aiuto regista, i produttori coreani, i 2 ragazzi del film delle canzoni, i 3 sceneggiatori della piscina, il regista del film violento. Allora ho chiamato il mio produttore, gli ho detto senti, che ne dici se io convocassi tutti gli attori del film per la parata finale? Che ne pensi? Ah sì, bello, ma dobbiamo tornare a Via dei Fori Imperiali? Dico sì. Ah, va bene. E allora ho girato di nuovo un'integrazione a questo finale e ho girato tutti gli attori del Sol dell'Avvenire. Poi ritorno in Moviola, monto tutta l'estate, alla fine quando arrivo alla scena finale mi dico, bah, bello che tornino tutti gli attori del film, ma perché non anche gli attori dei film precedenti? Allora chiamo il mio produttore, chiamo Procacci, il produttore, gli dico, senti, ma se tornassero tanti attori dei miei film precedenti, che ne pensi? Ah, dice lui, sì, emozionante, ma dobbiamo tornare a Via dei Fori Imperiali? E dico sì. Ah, va bene. Allora torno a girare a Via dei Fori Imperiali, questo secondo epilogo, questo secondo post scriptum, e quindi giro i piani su Fabio Traversa e Lina Sastri, che con me fecero Ecce Bombo, Jasmine Trinca, che interpretò mia figlia nella stanza del figlio, Elio De Capitani, interprete del Caimano, Mariella Valentini, la giornalista di Palombella Rossa, che prendeva tanti schiaffi veri, eccetera.
Poi torno a casa e mando un messaggio al produttore e gli dico: tutto fatto, tutto bene, grazie ancora. E lui mi risponde: quindi abbiamo finito, ci siamo? E io: sì. Poi guardo il materiale girato e dico: ma porca miseria, ma perché non l'ho detto a mia madre Giulia Lazzarini, del film che interpretava mia madre, nel film Mia madre? Perché non l'ho detto a Carpentieri, che era con me in Caro Diario? Ma porca miseria. Allora dopo 2 giorni gli scrivo: in ginocchio, ti chiedo la possibilità di fare un'altra integrazione al finale. Glielo scrivo alle 13:36. Lui alle 13:38, dopo 2 minuti, mi risponde con un punto esclamativo finale: ti confesso che per un attimo c'ero cascato. Io alle 13:46, dopo 8 minuti, gli scrivo: ma non è uno scherzo. E lui: davvero non scherzi? Ti chiamo domattina e mi dici? Ecco, e così sono tornato a girare per fare solo 5 persone, ecco, Alba Rohrwacher, Anna Bonaiuto, Giulia Lazzarini che interpretava mia madre, Gigio Morra che era con me in Sogni d'Oro e Carpentieri che faceva il mio amico nel capitolo centrale di Caro Diario, quello girato alle Isole Eolie. Ecco, come si può dire, voi vedete il film finito, però è un lavoro che passa attraverso tante fasi diverse, un lavoro a cui danno il loro contributo tantissime persone. E insomma, il regista è un po' un artigiano, come un falegname che fa un mobile e ha a disposizione diversi materiali, diversi strumenti, attrezzi. Ecco, così un regista ha a disposizione vari materiali che poi assembla: il materiale scrittura, la sceneggiatura, il materiale regia, fotografia, il materiale montaggio, musica, e poi il materiale della recitazione, che è uno degli aspetti su cui più mi soffermo e ci lavoro. Ecco. È il 5° film di seguito che faccio con Margherita Bui, che oltre che un'attrice bravissima è anche una grande compagna di lavoro, sempre di buon umore, non viene mai a controllarsi al monitor perché ormai da decenni, fatto il CHAC, c'è la possibilità di andare a vedere il CHAC ai monitor. Ecco, lei si affida completamente al regista. È il 5° film anche che faccio con Silvio Orlando, con vari intervalli. Il primo che ho fatto era Palombella Rossa, lui che come il 99,999% delle persone non sapeva nulla di pallanuoto, però era un credibilissimo e molto realistico allenatore di pallanuoto in Palombella Rossa. E poi abbiamo fatto altri film insieme con vari intervalli. L'intervallo più lungo è stato quello dal Caimano, in cui lui era il protagonista, interpretava un produttore di film di serie B, forse anche di serie C, Maciste contro Freud, Cataratte, Mocassini assassini erano i suoi titoli, La vendetta delle streghe assatanate, Violenza a Cosenza erano i film prodotti dal suo personaggio, e sono passati 17 anni tra il Caimano e il Sol dell'Avvenire. E Silvio Orlando ha detto una cosa, lui è molto, oltre che uno straordinario attore, è molto spiritoso e acuto, ha detto: quando Nanni mi chiama per un film sono felice, però se non mi chiama sto più sereno. Ecco.
E quindi, come dicevo, insomma, magari anche se questa volta c'era una sceneggiatura precisa, dettagliata, però ci sono magari dei piccoli margini di cambiamento. Per esempio, nel film delle canzoni italiane io avevo molti appunti su quel dialogo, anzi monologo, sfogo. Quando proposi questi appunti di lavoro, di vita, chi lo sa, forse io lo so. Le sceneggiatrici non mi chiesero: ma come mai improvvisamente tutta questa creatività, hai tutti questi appunti di una donna che si sfoga con il suo uomo? Ecco, e allora alcune battute le abbiamo selezionate e le abbiamo messe in sceneggiatura. Poi il giorno prima di girare La notte, di quella litigata in mezzo alla strada, sotto c'è la canzone di Fabrizio De André, io rileggevo gli appunti scartati e mi dicevo: ma peccato, ci sarebbero delle battute che, insomma, giuste, però è troppo tardi per dare queste nuove battute all'attrice, che si chiama Blue Yoshimi, che 15 anni fa interpretò mia figlia in Caos Calmo, e quindi ha recitato fin da bambina. E allora ho fatto così: sono andato sul set, lei ha recitato la sua parte con le battute previste dal copione, dalla sceneggiatura. Poi, finito il ciak, una volta soddisfatto del risultato, gli ho detto: guarda, ci sono delle battute nuove, delle battute in più, io te le dico fuori campo e tu al volo dille quando io sto finendo. Mi fa stare male non stare bene con te, tu cominci a ripetere la mia... E lei è stata bravissima, perché con la stessa intensità, emozione, commozione con cui aveva recitato 10 minuti prima le battute che sapeva a memoria, con la stessa intensità ha recitato queste battute nuove che io le lanciavo al volo da fuori campo. Ecco, e poi a proposito di recitazione, quello è talento, comunque è talento. A proposito di recitazione, per esempio, il direttore del circo ungherese è davvero un attore ungherese. Magari qualche altro regista avrebbe usato un attore genericamente dell'est o un attore italiano che faceva finta di essere ungherese. Ecco, no, siccome a me piace all'interno di un oggetto che è così, che è di fantasia, però mi piace essere credibile, e allora ho cercato un attore ungherese, e dalla pandemia in poi si è diffusa molto il metodo dell'autoprovino, cioè self-tape, attori che magari con il cellulare, da soli o aiutati da un parente, a casa si fanno il provino, spediscono. Ora con un link o non so cosa è facile, eccetera. E allora io ho chiesto a diversi attori ungheresi di farsi un provino, e lui in un primo momento, siccome aveva letto direttore di un circo, aveva un po' esagerato, gli ho scritto fai un po' meno, mi ha rimandato un secondo provino e era molto giusto, e allora poi l'ho conosciuto poco prima di girare alla prova costumi. E la cosa incredibile è che lui recita in italiano, soprattutto 2 scene lunghe, la presentazione del circo e poi quando c'è lo sciopero dei circensi, 2 lunghe scene in italiano, non solo in un italiano corretto, ma anche dando, e quello è proprio avere orecchio, dando l'accento, il suono giusto a ogni singola parola, il senso. Quindi un italiano non solo corretto, ma
sensato, ed era uno sforzo psicofisico per lui incredibile, tant'è vero che quando alla fine del Chuck davo lo stop proprio si afflosciava, perché era uno sforzo bello grosso per lui. Io no, siccome dobbiamo far entrare tra un po', tra qualche minuto, il pubblico del prossimo spettacolo, cosa dire? Ci sono due cortocircuiti con l'attualità, non voluti, perché l'abbiamo scritta soprattutto durante le chiusure della pandemia. Infatti spesso ci siamo visti via Zoom con le sceneggiatrici, perché cos'è successo? Nel periodo in cui Tre Piani è stato fermo abbiamo scritto questo film. Tre Piani doveva uscire nell'aprile 2020, poi nel marzo 2020 c'è stata la prima chiusura per la pandemia, e allora io ho aspettato poi un'altra chiusura lunghissima, da fine ottobre a fine aprile 2020-2021, e quindi io ho aspettato che riaprissero definitivamente i cinema per far uscire Tre Piani, ed è stato fermo, pronto 1 anno e mezzo, da aprile 2020 che doveva uscire a settembre 2021. Io ho aspettato che riaprissero i cinema. Altri produttori hanno fatto una scelta diversa, cioè siccome erano chiusi i cinema hanno lanciato direttamente, senza passare dalla sala, i loro film alle piattaforme, li hanno venduti alle piattaforme. Ora io non voglio giudicare il comportamento altrui, falso. Quindi io non mi permetterei mai di giudicare ipocrita le scelte degli altri, però io ho preferito che riaprissero i cinema, ecco. No, ma non è così, non è una nostalgia conservatrice, perché io insomma, il mio essere spettatore influenza il mio essere regista, le mie emozioni di spettatore influenzano il mio lavoro di regista, e quindi io come spettatore ho la stessa curiosità che avevo 50 anni fa di andare in un cinema a farmi raccontare le storie dai registi, e penso di avere la stessa voglia che avevo agli inizi della mia carriera di raccontare con questo mezzo espressivo le mie storie agli spettatori. Però quando appunto io penso a un film, penso a un pubblico che si ritrova in una sala buia insieme a degli sconosciuti e vede delle immagini molto più grandi di lei, di lui. Ecco, quindi il mio, tra virgolette, lavoro di spettatore ha sempre influenzato il mio lavoro di regista. Per esempio, quando se mi chiedono, un regista, non riesco a dirlo perché ce ne sono 50, c'è Lubitsch, Orson Welles, Fellini, Eisenstein, Chaplin, Buster Keaton. Ma se mi chiedono un periodo, io rispondo il cinema d'autore degli anni 60, prima del 68. E il free cinema in Inghilterra c'era, in Francia la Nouvelle Vague di Truffaut, Chabrol, Godard, c'era in Polonia i primi film di Polanski e Skolimowski. In Italia, all'inizio degli anni 60, c'erano i primi film di Pasolini, di Olmi, Ferreri, Bellocchio, Bertolucci, Paolo e Vittorio Taviani, perché io come spettatore mi sento legato a quel periodo, e quindi, essendo legato come spettatore, lo sono anche come regista, perché quei film, con stili molto diversi, chi uno stile più poetico, chi più realistico, chi più surreale,
perché naturalmente Dillinger è morto di Ferreri, era diversissimo dalla Ricotta di Pasolini, che era diversissimo da prima della rivoluzione di Bertolucci. Però ecco, erano registi, erano film che al loro interno prefiguravano, immaginavano una diversa realtà e un diverso cinema. Cioè non erano solo film politici che si accontentavano di avere un tema importante e si disinteressavano di fare dei buoni film. Oppure non erano solo riflessioni aride di cinema sul cinema, no, erano film che rifiutavano la società avuta in eredità e rifiutavano anche il cinema dei padri avuto in eredità. Quindi al loro interno prefiguravano un possibile diverso cinema e una possibile diversa realtà. E comunque, nonostante io anche ho una sala, purtroppo non ho 4 schermi, ho un solo schermo, la inaugurai nel 91 con Riff Raff di Ken Loach, e quindi so quanto è difficile. Magari ogni tanto ci sono dei film a cui sono molto legato come spettatore e quindi come esercente, e che danno risultati così minori rispetto al previsto, allo sperato. Per esempio La notte del 12, che è un bellissimo poliziesco francese, per esempio Gli orsi non esistono, sto citando tutti i film che ho dato in questa stagione nella mia sala. Gli orsi non esistono di Panahi, un film iraniano drammaticamente attuale, oppure un film irlandese molto commovente, The Quiet Girl. Ecco, certo, mi aspettavo di più, però nonostante questo ho fatto un film che è un omaggio al cinema. Ecco, quindi è stato un atto di amore nei confronti del cinema e un atto di fiducia che per questi film un pubblico c'è ancora, e mi sembra di averla vinta questa scommessa. Grazie.